Intanto ieri in prefettura si è svolto un incontro con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori della provincia, un appello fatto al prefetto al fine di lenire e limitare le tensioni sociali e sia per salvaguardare il futuro dei lavoratori per quello dell'indotto e delle aziende collegate. Oggi abbiamo avuto un proficuo incontro con Sua Eccellenza il Prefetto, si è svolto nella più totale cordialità. Come associazione di consumatori abbiamo evidenziato le perplessità che noi abbiamo nella vicenda idrica agrigentina, ribadendo le nostre posizioni, che sono quelle di procedere alla ripubblicizzazione del servizio senza eventuali soluzioni ponte che possano affidare temporaneamente il servizio ad altri privati, ed evidenziando tutte le problematiche che la situazione ha prodotto. Sua Eccellenza il Prefetto ci ha garantito che continuerà a vigilare nei limiti naturalmente dei suoi poteri, e domani dal Presidente della Regione Musumeci ci sarà un tavolo di incontro dove saranno presenti i vertici dell'ATI, dell'AICA, anche il Prefetto e i curatori fallimentari del Tribunale di Palermo, per arrivare a una soluzione della vicenda. Noi speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi affinché si possa assicurare una continuità del servizio idrico e che non si interrompa la strada della ripubblicizzazione.